Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buongiorno, sono Alessandro Gnocchi, questa è Alta Tiratura, siamo su Radio Libertà, siamo come vedete dall'IG là sopra, alle mie spalle, siamo alla sede del giornale e siamo qui per parlarvi di libri, ma oggi più che di libri parleremo di questioni culturali che hanno tenuto banco per tutta la settimana e che promettono di tenere banco anche nei prossimi giorni. A Roma si è inaugurata la fiera del libro della piccola e media editoria che si chiama, attenzione al titolo, Più libri, più liberi, e subito è scattato un caso di censura, ovvero c'è stato un appello firmato da 80 personalità si fa modo di dire, insomma, stiamo parlando di Cristian Raimo, Antonio Scurati, i soliti noti, non particolarmente autorevoli, e a questi personaggi si sono uniti degli editori, H Edizioni, Exorma, Minimum Fax e tanti altri, per chiedere che cosa? Per chiedere che Passaggio al Bosco, che è un editore sicuramente di estrema destra, non potesse partecipare alla fiera e venisse quindi espulso. L'AIE, che organizza la manifestazione, ha tenuto duro, giustamente, ha fatto notare che in sostanza Passaggio al Bosco ha tutti i requisiti per poter partecipare alla fiera e quindi censurarla non ha alcun senso. Questo però non è bastato, la polemica si è addirittura inasprita e nel primo giorno della fiera, che cadeva ieri, la presentazione invece che, cioè il discorso inaugurale, è stato affidato come una mossa che definirei, non so, bizzarra come minimo, a Cristian Raimo, che non ha nessun ruolo ufficiale dentro la manifestazione, il quale ha letto e citato, non so bene come, uno sproloquio sul fascismo assolutamente incomprensibile, ricevendo peraltro l'apprezzamento, si fa per dire, di altre persone di sinistra, tipo Massimo Cacciari, che ha detto sono contrario alla censura, bene Passaggio al Bosco alla fiera, e addirittura quello di Luciano Canfora, vecchio stalinista, che ha risposto all'appello dicendo: questi slogan da salotto sono ridicoli e è una stroncatura micidiale. Ma la colpa di Passaggio al Bosco sarebbe di avere in catalogo Codreanu, di avere in catalogo Evola, di avere in catalogo, insomma, i pensatori della destra e anche, diciamo, gli ispiratori del neofascismo, ma in questo non c'è assolutamente niente di illegale, nel senso che una delle motivazioni che sono state portate per giustificare la censura, quella che si appella alla legge Scelba-Mancino, ovvero queste opere costituiscono apologia del fascismo. Ecco, questa argomentazione è completamente inutile, falsa e sbagliata, perché il legislatore intendeva dire, e ci sono una colonna di sentenze che arrivano fino alla luna, che il legislatore intendeva dire che la pubblicazione era proibita se dietro o accanto a questi testi c'era un'effettiva volontà di ricostituire il partito fascista, cosa che evidentemente non è, e quindi, diciamo, la motivazione principale di chi ha firmato l'appello è semplicemente sbagliata, insostenibile dal punto di vista giuridico. Ma insomma qui si rinnova ormai questa storia della censura
tentata censura alle case editrici di destra ormai è, diciamo, un classico. A ogni festival, a ogni fiera, a ogni salone del libro c'è sempre qualcuno che salta su, poi sono sempre gli stessi, che salta su e vuole buttare fuori democraticamente chi non piace, chi ha la loro non piace. Diciamo che io vi vorrei leggere un articolo di un mio collega, Vittorio Macioce, che credo che ieri abbia fotografato meglio di chiunque altro sulla stampa nazionale la situazione. È un articolo molto duro, lo sapete come si chiama questo? Linciaggio, solo che a farlo è un manipolo di intellettuali. È un'esecuzione sommaria, una punizione extragiudiziaria messa in atto da una folla per punire un presunto trasgressore della legge o per intimorire un gruppo specifico. Poi commenta l'appello collettivo, dicono non vogliamo in mezzo ai libri questa robaccia sporca. Il termine collettivo già dovrebbe mettere paura, perché insomma quando ci si muove tutti insieme contro qualcuno, appunto il linciaggio morale è dietro la porta. Il termine collettivo, dice Macioce, già dovrebbe mettere paura, no? Non perché sono in tanti, ma per il significato ideologico di quella parola. I collettivi da sempre sono una parte che pretende di rappresentare il tutto. I collettivi sono totalitari, perfino quando sono in buona fede. Figuratevi se odorano di giustizia sommaria. Ora, uno potrebbe dire, ma che cavolate dici, quelli sono nazisti, vergognati, sei come quelli che nel 22 chiudevano gli occhi davanti all'avanzata del fascismo. È esattamente il contrario in realtà, perché diciamo, qui si difende il principio proprio della libertà d'espressione e del pluralismo, della democrazia. Sono chi sta dalla parte dell'appello che invece si schiera dalla parte della censura intellettuale e dalla parte di una superiorità morale che come dire, i firmatari si sono autoattribuiti, ma che francamente non hanno. Ecco, la chiusa è questa, non basta, non ci piace il passaggio al bosco, perché diciamo, la battaglia a favore di passaggio al bosco non significa come dire, schierarsi e abbracciare ideologicamente i testi che pubblica, ma se il loro agire è nazista non tocca a noi deciderlo. Serve un processo e una condanna, anzi due, e perfino un terzo atto in Cassazione. Serve un processo regolare con un avvocato, magari d'ufficio. Non basta radunarsi, gridare, battersi il petto e sventolare il cappio. I provinieri si difendono così. L'accusa non è penale ma culturale. Non serve il processo, è sufficiente l'indignazione antifascista. È peggio. Una masnada di giusti punta l'indice e divide i vivi morti. È il deserto civile, lo chiamano antifascismo, ma è solo linciaggio. È solo linciaggio, ma è anche tanta pubblicità, perché, come dire, Zero Calcare, ad esempio, il famoso disegnatore, che di per sé non avrebbe bisogno di fare pubblicità, i suoi libri sono vendutissimi e amatissimi, ogni volta che c'è una manifestazione di questo tipo dice che lui fissa un paletto e il suo paletto è che non si divide lo spazio con i fascisti e i nazisti, ma eppure condivide un appello con gente che alla fine dimostra di pensare proprio in quel modo, cioè proprio a favore della censura, a favore contro la libertà d'espressione. E quindi è un po' bizzarro, cioè forse Zero Calcare dovrebbe riconsiderare un po' la questione, così come tanti altri che hanno firmato. Lì la cosa inedita di questa vicenda, quella veramente anche più scandalosa dal mio punto di vista, vergognosa, ecco,
è che ci siano editori che si sono schierati contro un editore, contro due, perché poi alla fine c'è finito dentro anche l'editore idrovolante di Daniele Dell'Orco, che non ha assolutamente un catalogo, ovviamente un catalogo di destra, ma non c'entra assolutamente nulla con l'eversione o con roba del genere. Editori contro editori è veramente una cosa molto molto sgradevole, perché un editore dovrebbe essere in grado di capire che appunto la libertà d'espressione è la prima cosa di cui l'editoria ha bisogno, e quindi chiedere l'esclusione è veramente un gesto che lascia basiti, come se gli editori non sapessero qual è il loro ruolo, che non è quello di censurare, è quello di ampliare l'offerta, semmai. Ma c'è un'altra cosa che volevo dire su questa vicenda. Sono usciti tanti articoli che giustamente mettono in luce un aspetto, ovvero ma perché un libro di Henry de Monterland fa scandalo e invece una biografia di Pol Pot o un manuale per la guerriglia rossa invece non suscita alcuna reazione? Beh, qui secondo me vediamo in azione una delle tante, cioè per l'ennesima volta, una caratteristica della cultura italiana. La cultura italiana è antifascista, ma quello che gli antifascisti, quasi tutti, non hanno capito è che per appartenere alla famiglia democratica e liberale non è sufficiente dirsi antifascisti, bisogna essere anche anticomunisti, bisogna essere contrari ai totalitarismi, e quindi c'è questa classe intellettuale che è antifascista ma non anticomunista, per cui il libro che parla dei monumenti voluti dal Duce a Roma è da censurare, e invece il testo di manifesto del Partito Comunista, che pure incita alla lotta armata, invece quello va bene, non c'è nessun problema, perché appunto ci sono due pesi e due misure. Verso destra si contesta tutto, anzi non si contesta il diritto di esistere, di esporre, e dall'altra parte invece si condona e si perdona tutto. Noi non vogliamo schierarci in questo né con la destra né con la sinistra, noi vogliamo schierarci con il pluralismo, noi vogliamo dire che in Italia c'è un disperato bisogno di allargare i confini oltre alla destra e oltre alla sinistra, e andare a ripescare quel pensiero liberale che noi e conservatore e anche reazionario, che noi invece italiani conosciamo poco, e soprattutto per sentito dire. Ci vogliono belle edizioni invece di questi autori, che sono preziosi per affrontare e per capire il presente. E tenete conto che solo in Italia si può essere considerate persone colte se non si conoscono gli scrittori di una certa destra. Tu non puoi essere colto se non conosci Chateaubriand in tutto il mondo, ma qui da noi per avere un'edizione poi uscì per Einaudi molto bella si è dovuto attendere, ma dico lui per molti altri, potrei fare un elenco sterminato. E quindi questa è una storia che ha messo in luce la miseria del dibattito culturale italiano, che è legato ancora a, come dire, a idee e a divisioni di 70 anni fa, e che come punto, diciamo, di caduta non ha il confronto delle idee, ma il tentativo di censurare e delegittimare una parte del mondo culturale stesso. Qui ci interrompiamo, sentiamo i Darkness come uno dei singoli più divertenti del 2025, e poi parliamo di tutt'altro. Oddio, di tutt'altro non saprei. Diciamo che ci avvicineremo ancora a questi temi, ma da un altro punto di vista.
jacket, no sleeves, Harley Davidson, yes please. Zipper lighter, Margarit's, Jack Daniels, big party, spider web, tattoos, soul patches, lots of blues, ponytail, bandana, steak and bite, big party. Oh, eccoci ritornati a alta tiratura. Questa volta in questa parte della trasmissione, voglio attirare la vostra attenzione sull'islamocomunismo, o il partito islamico, se vogliamo chiamarlo così. Cioè il 7 ottobre e poi la guerra di Gaza hanno svelato una convergenza che già era in realtà nei fatti da molti anni, hanno svelato la convergenza tra la sinistra e i fondamentalisti islamici. Se voi osservate un corteo propal, avete proprio una rappresentazione plastica, fisica di quello che è questa alleanza. Ma quali sono i motivi per cui nasce questa alleanza? Il motivo è che, la sinistra post-marxista e post-caduta del muro è alla costante ricerca di un nuovo soggetto rivoluzionario, no? Che possa essere anche un bacino di voti elettorale. E d'altro canto invece l'Islam politico è in cerca di legittimità e di rappresentanza nei paesi occidentali, cosa che sta ottenendo sempre di più. Basti pensare al numero dei sindaci musulmani nelle città inglesi, ad esempio. In sostanza, la grammatica della decolonizzazione è stata applicata al jihadismo, per cui, ogni atto contro l'Occidente è la giusta reazione di chi è stato oppresso dall'Occidente medesimo, e anche la teocrazia è, rivalutata come riappropriazione culturale di una cosa che era stata negata invece dal colonialismo occidentale. E quindi è un incrocio pericoloso questo, lo abbiamo visto in azione molto bene in questi mesi, ha come risultato, poi ci dilungheremo un po' su questo, come risultato una rinascita dell'antisemitismo in Europa, cosa che non avremmo mai pensato possibile, invece è esattamente così. E niente, questo è un matrimonio di interesse, quindi scusate, la sinistra offre il linguaggio, i tribunali morali, lo sdegno, e l'Islam politico invece offre voti, una coesione comunitaria e un gruppo compatto come la sinistra non vede da decenni. C'è una piccola biblioteca, di questo vi voglio parlare, c'è una piccola biblioteca che può fare da riferimento ideologico a questa congiuntura, a questa convergenza. Ad esempio abbiamo I dannati della terra, che è un saggio uscito nel 1961, celeberrimo anche per l'incendiaria introduzione di Jean-Paul Sartre, e il libro di Frantz Fanon praticamente diceva che invitava i paesi colonizzati alla emancipazione anche attraverso la lotta armata. Poi nel 78 abbiamo avuto un altro caposaldo di questo tipo di cultura, che è Orientalismo, il saggio di Edward Said, che era di origini palestinesi, anche se insegnava in America, e qui in sostanza, andando giù con l'accetta, si arriva alla conclusione che ogni critica verso all'Oriente è in realtà un reato coloniale, in particolare una critica, non le critiche generiche verso l'Oriente, ma proprio in particolare quelle verso l'Islam, sono appunto reati coloniali. E poi, vabbè, c'è una lista infinita, vi dico qualche nome.
di autori che puntano a delegittimare il capitalismo, cioè l'Occidente, dal punto di vista morale. C'è chi lo psicanalizza, ad esempio Slavoj Zizek, il filosofo che per un certo periodo ha scritto più libri di qualunque altro essere umano in un brevissimo lasso di tempo, però ha avuto un grande successo. Poi c'è chi smonta il linguaggio come strumento di potere e diciamo, senza tornare indietro agli strutturalisti, oggi possiamo citare Judith Butler. C'è chi teorizza un futuro di crescente diseguaglianza, peraltro sbagliando i conti, come Thomas Piketty, che è una star, diciamo, dell'economia, che vuole tornare al socialismo in sostanza. Poi c'è una legione di strutturalisti e post-strutturalisti che non citiamo neanche, per i quali, anche qua vado giù con l'accetta, non esiste la verità assoluta, ma soltanto interpretazioni. Tra gli scrittori arabi, quello che fino ad ora, cioè che fino a un certo punto è stato ritenuto un faro dalla comunità islamica europea, è stato Tariq Ramadan, il suo libro principale Islam e Libertà, adesso è finito nelle grane perché è uno stupratore di studentesse, e qui offre una versione edulcorata di quello che è l'Islam politico. Lo presenta, diciamo, l'operazione è molto sottile, lo presenta utilizzando un linguaggio che possa essere capito e apprezzato dalla sinistra politica, però alla base di questo libro si capisce che c'è la convinzione che l'Occidente non sia riformabile e debba essere ricondotto alle meraviglie della teocrazia islamica. Poi ci sono degli studiosi che non avevano alcuna intenzione di facilitare questo incontro tra Islam e comunismo, ma che sono stati volutamente fraintesi e utilizzati come strumenti. Olivier Roy, ad esempio, sostiene in varie opere che l'Islam, fallirà perché nessuna religione può resistere alla secolarizzazione in Occidente. Quindi se verrà secolarizzato, dice la sinistra, tanto vale curarlo, non sono fanatici, non sono destinati a rimanere fanatici. Oppure Gilles Kepel ha scritto dei saggi bellissimi sulle banlieue, dove faceva vedere la vicinanza tra l'attivismo islamico e l'attivismo della sinistra. E la cosa divertente, cioè non divertente, la cosa particolare è che questi libri sono stati presi alla fine come se fossero dei manuali per organizzare la propaganda elettorale. Ma anche una parte della destra, ad esempio Alain de Benoist, che è l'alfiere della nuova destra, anni 70, anche Alain de Benoist ha fornito, come dire, una serie di, un linguaggio, delle parole anticapitaliste che vengono poi sfruttate, utilizzate in chiave islamo-comunismo da gente che non sa nemmeno in realtà quale sia l'origine della parola stessa. In realtà noi possiamo pensare, capire che questa alleanza non è destinata a durare, non è una fase storica, è un momentaneo errore strutturale, ovvero il collante è semplicemente l'odio contro l'Occidente, contro il mercato, contro la democrazia. Ma se per caso questa alleanza dovesse un giorno arrivare al potere, ecco, finirebbe un istante dopo, perché ovviamente l'Islam è totalmente inconciliabile con la sinistra arcobaleno e pacifista, e quindi la cancellerà un attimo dopo essere giunto al potere. In realtà il vero rischio che corriamo è stato sottolineato da un filosofo che si chiama Roger Scruton, inglese, conservatore dichiarato, morto qualche anno fa, che chiamava oicofobia l'odio per se stessi, per la propria storia, per la propria tradizione, cioè
l'Occidente non rischia di essere sconfitto da questa miscela inconcludente che è l'islamo-comunismo, rischia di essere sconfitto appunto perché non crede più in se stesso. E questo appunto potrebbe aprire a delle soluzioni che alla fine non ci soddisfano. Una potrebbe essere quella di sottomissione di Holbek, no? Grande partito islamico che a un certo punto vira verso il conservatorismo, no? Cioè il tradizionalismo, la famiglia che torna indietro a quello che la famiglia era per noi decine di anni fa, se non secoli fa, quindi un Islam che si presenta come moderato proprio perché non può stare insieme in realtà alla sinistra. La prima però a denunciare l'alleanza tra sinistra e Islam in Italia fu Oriana Fallaci. Oriana Fallaci nel 2002 davanti a un corteo no global rimase scandalizzata dal fatto che si sventolavano le bandiere palestinesi, si vestivano le keffie e si bruciavano le bandiere di Israele, cosa che peraltro avviene per anni, è avvenuta per anni ancora al corteo del 25 aprile di Milano, dove regolarmente la brigata ebraica, cioè la brigata degli ebrei che sono andati in montagna a sparare ai nazisti, la brigata ebraica viene sbattuta fuori dal corteo. Lei aveva capito che questa saldatura sarebbe avvenuta, l'ha denunciata immediatamente, mi hanno risposto che era pazza perché aveva il cancro e che era vecchia, quindi non capiva nulla. Però purtroppo la storia invece ha dato ragione a lei. D'altronde lei non è che si era svegliata un bel giorno dicendo ma insomma l'islamismo e la sinistra non possono stare insieme, è una cosa innaturale. Questo lei l'aveva colto, questo odio verso l'Occidente che tiene insieme forze diverse di per sé inconciliabili, lei lo aveva colto già nei reportage che aveva fatto dalle basi dei Fedain, dalle interviste con Arafat e Khomeini, insomma è un argomento che conosceva molto molto bene. Scrisse un clamoroso articolo su Panorama che appunto le fruttò solo insulti, ve ne voglio leggere un paio di passi. Io trovo vergognoso, questa è la Fallaci, che obbedendo alla stupida e vile, disonesta e per loro vantaggiosissima moda del politically correct, i soliti opportunisti, anzi i soliti parassiti, sfruttino la parola pace, che in nome di un pacifismo, leggi conformismo, delegato a grilli canterini e a giullari, aizzino la gente confusa o ingenua o intimidita, che la imbroglino, la corrompano, la riportino indietro di mezzo secolo, cioè alla stella gialla sul cappotto. Questi ciarlatani, ai quali dei palestinesi importa quanto a me importa di loro, cioè nulla. Secondo estratto dallo stesso articolo pubblicato su Panorama, io trovo vergognoso che quasi tutta la sinistra, quella sinistra che 20 anni fa permise a un suo corteo sindacale di deporre una bara quale mafioso avvertimento dinanzi alla sinagoga di Roma, io trovo vergognoso che quasi tutta la sinistra dimentichi il contributo dato dagli ebrei alla lotta antifascista. Trovo vergognoso che anche per colpa della sinistra, anzi soprattutto per colpa della sinistra, gli ebrei delle città italiane abbiano di nuovo paura e nelle città francesi e olandesi e danesi e tedesche è lo stesso. Ecco, mi sembra che ripescare questo articolo che trovate facilmente in rete nel sito di Panorama, gratuito, credo che leggere questo articolo serva a disintossicarsi dalla propaganda che abbiamo attorno e, come dire, e anche a dare un po' di giustizia alla figura di Oriana Fallaci, della quale
si sono solo messi, come dire, in risalto gli eccessi, ma perché aveva ragione e quindi era più facile delegittimarla che risponderle nel merito. Abbiamo visto che qua aveva capito cose che tuttora certi intellettuali non hanno capito. Andatevi a leggere Oriana. Alla prossima settimana. Paperback writer. Avete ascoltato Alta Tiratura.